Eccoci ritornati a parlare di economia, a parlare anche di finanza con il nostro esperto, naturalmente Stefano Zara. Ben ritrovato qui con noi. Allora, ci sono diverse questioni internazionali che vanno a compromettere la stabilità dei mercati, vanno a compromettere anche la stabilità dei capitali delle persone, chi ce li ha investiti, o le scelte anche di carattere economico e finanziario di tantissime persone. In primis abbiamo il discorso che per alcuni è inquietante dei tassi di interesse. Cosa sta succedendo? Diciamo, nasce dal fatto, ma è una battaglia che hanno ingaggiato le banche centrali ormai un anno fa, quella di frenare l'inflazione utilizzando una delle armi che hanno a disposizione, che è quella dei tassi di interesse. Se voglio frenare... quale sia il mare peggiore, se l'inflazione o i tassi di interesse alti. Tassi di interesse alto vuol dire che diminuisco la propensione agli acquisti di famiglie e di imprese. Più rendo caro il denaro e meno invoglio le aziende ad investire, a spendere, a programmare investimenti, ovviamente rallento anche la propensione al consumo delle famiglie. Questa è una delle armi che le banche centrali hanno per frenare l'inflazione. Un'inflazione che ha superato il 9% a giugno 2022 negli Stati Uniti e a livello simile siamo arrivati anche a noi. Un'inflazione che aveva origini diverse, abbiamo parlato altre volte, no? Negli Stati Uniti era un'inflazione prettamente da consumi. Le grandi iniezioni di liquidità fatte dall'amministrazione Trump e poi Biden per far riprendere l'America dal lockdown Covid e l'inflazione prettamente energivora legata al consumo di energia proveniente dalla Russia, che è di matrice europea. Noi ci siamo quindi trovati... loro non hanno sofferto dell'energia sostanzialmente? No, è un paese che ha raggiunto la piena autosufficienza energetica già diversi anni fa. Insomma, noi è un problema nostro. Abbiamo dovuto cambiare completamente la nostra catena di approvvigionamento per quanto riguarda l'energia. Questi meccanismi ovviamente è intuitivo, non sono facili da resettare, da ripristinare. Altrettanto vero che un'inflazione al 9% vuol dire con i tassi negativi. Siamo partiti un anno fa che avevamo tassi negativi in Europa e a livello dell'1, qualcosa negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti ci sono stati 9 rialzi dei tassi. È dagli anni 80 che la Federal Reserve non mette in campo una massiccia azione di rialzo, ma in tempo così contenuto. Questo ha creato dei contraccolpi ovviamente significativi, le difficoltà di Silicon Valley Bank, di cui abbiamo parlato altre volte, no? Questo fa sì che le banche più esposte con clienti che fanno ricorso al debito bancario si trovano tra virgolette più vulnerabili, no? Se io ho molti clienti importanti che hanno fatto ricorso per i loro investimenti al debito bancario, nel momento in cui questo debito bancario diventa molto costoso, ovviamente a parte che queste imprese cominciano ad entrare in affanno, ma mi espongo al fatto che queste imprese stesse decidono di dare una natura finanziaria diversa alla loro impostazione. Dicevo di chiudere, se ho presso la banca X depositati i miei risparmi e ho anche i miei debiti, nel momento in cui i miei debiti diventano particolarmente onerosi posso decidere di chiudere, di consolidare il mio debito, chiuderlo, estinguerlo e liquido le mie attività finanziarie depositate in questa banca. Questa operazione è fatta da clienti molto importanti che nella necessità di liquidare asset finanziari per chiudere debiti ha generato problemi alla Silicon Valley Bank, una banca esposta con molti clienti molto grandi e focalizzati ovviamente nel settore della tecnologia, che è un settore che per definizione fa molto ricorso al debito bancario. Altro scenario in Europa. Però questo scenario qui americano che ha creato non pochi problemi e sembrava che fosse contagioso, perché abbiamo avuto almeno notizie, perché poi noi non siamo addetti ai lavori, noi sentivamo le notizie che sembrava che avesse contagiato altre banche eccetera. Fino a poco tempo fa sembrava un'ottima forma di investimento, anzi molto più evoluta delle nostre modalità. E invece improvvisamente si è dimostrato non essere così. Come sempre, sono dimostrate che le banche più, tra virgolette, più resistenti, non uso il termine resilienti, veramente è un'antipatia, le banche più resistenti e più solide sono quelle che hanno un business traversale.
che hanno mantenuto hanno più clienti, hanno anche clienti non solo di grandi dimensioni, hanno clienti in tutti i settori di business, quindi non si sono focalizzati. Lì si trattava di una banca regionale focalizzata quasi esclusivamente nel business della tecnologia. Oltretutto una crisi accelerata dal fatto che appunto alcuni clienti importanti hanno voluto consolidare la posizione mettendo in difficoltà un istituto. Insomma. Questo lo dice lunga anche sulla difficoltà di fare la logica della banca, la logica dei depositi frazionati, no? Nel senso che accantonata e pronta ad essere restituita al cliente c'è una piccola frazione di depositi, il resto viene impiegato dalla banca. Se più clienti contemporaneamente chiedono che gli vengano dati loro, a me questo mette in difficoltà proprio perché è un principio in cui una frazione dei depositi è sempre prontamente disponibile. Si basa sulla fiducia, no? D'altronde la logica del credito è quella. Insomma. Ecco, appunto l'ho interrotta, invece la situazione invece in Europa no, noi abbiamo un sistema, al di là di Credit Suisse, che è comunque un tema aperto ormai da diversi anni. Deutsche Bank, una banca di cui si parla da molti anni, il tutto nasce dal fatto che per anni i tassi zero hanno imposto scelte di investimento alle banche, tra virgolette, non ortodosse. Non ortodosse non vuol dire non regolamentare, ma vuol dire fare, comunque ricercare remunerazione anche quando il mercato su asset, tra virgolette, tradizionali non te la poteva più dare. Mi sono sempre chiesto che valevano quei risparmiatori che avessero accettato, ad esempio, di acquistare Bund tedeschi a un tasso negativo. La risposta me la sono data lo scorso anno, perché lo scorso anno quasi tutti i clienti ci hanno rimesso soldi, con perdite significative anche su asset, che asset vuol dire l'insieme di investimenti che noi consideravamo tradizionalmente sicuri e prudenti. Quindi allora ha giustificazione anche la piccola perdita del Bund tedesco, cioè una piccola perdita ti ha difeso da una perdita più grande. L'anno scorso tutti i portafogli, dai più conservativi ai più prudenti, hanno generato performance negative, proprio perché il passare da un mercato di tassi negativi a un mercato normale ha generato questo po' di ribaltamento. E adesso invece cosa potrebbe provocare? Adesso il mercato è tornato quello che in definitiva si insegnava a scuola. Un mercato in cui l'obbligazionario fa l'obbligazionario, cioè ti riconosce il rendimento e valore. I tassi sono adesso, ad esempio, l'Euribor è al 3,18, i tassi a 10 anni danno rendimenti poco superiori al 3, del 3, 3,5. Quindi la normalità sarebbe con tassi di una certa portata. Prima sì, la normalità vuol dire trarre valore da investimenti che almeno per 8-9 anni non solo non davano valore, ma avevano un valore negativo, almeno nell'area euro. Questa normalità fa sì che la decorrelazione, cioè il fatto che azioni e obbligazioni non andassero nella stessa parte tutti insieme, ecco, è rivista la decorrelazione, cioè una parte dei miei investimenti comincia comunque a produrre sempre rendimento, indipendentemente dalle condizioni di mercato. Questo non è stato per almeno 7-8 anni. Quindi le obbligazioni fanno la loro parte, le azioni fanno la loro parte, gli investimenti in valuta, le materie prime, cioè ritorna a un mercato finalmente decifrabile. Per 6-7 anni il mercato non è stato così. Trarre rendimento soprattutto dal mondo delle obbligazioni in un mondo di tassi negativi era particolarmente complesso. Ecco perché molte banche per cercare il rendimento hanno fatto delle scelte illiquide, quindi acquisti di obbligazioni di società o emittenti che non potevano restituirti immediatamente se tu anticipavi l'estinzione del tuo investimento. Scelte liquide non vuol dire scelte di default sbagliate, vuol dire comunque scelte in cui la ricerca di rendimento ti portava a scegliere orizzonti di investimento più lunghi, certo, o comunque a rinunciare alla liquidità immediata per attendere la scadenza dell'impegno. Non vorrei complicare un po' troppo. Assolutamente. Coloro che chiedono, che vogliono appunto magari fare un acquisto importante, un classico acquisto di casa, eccetera, e hanno bisogno di fare dei finanziamenti. Con questi tassi è bene che aspettino? Questa è la domanda che ci viene esposta molto di frequente. Cioè, quindi i tassi si abbasseranno, si innalzeranno? Che cosa fare? Che cosa chiedere? Cosa è meglio? Allora, se l'inflazione americana un anno fa, parlo di quella americana perché probabilmente anche da noi poi insomma
la cosa potrebbe riproporsi. L'onda lunga, tanto per cambiare. 9,2 a giugno-luglio del 2022, adesso siamo al 5,10. Quella core, cioè quella legata ai servizi essenziali, un po' più alta, ma comunque un po' sopra il 5, dal 9 a un po' più del 5. Quindi sono scesi. Scese, però questa dopo 9 rialzi dei tassi, di cui gli ultimi 4, a parte l'ultimo 0,25, dello 0,75, cioè una manovra draconiana di rialzo dei tassi, molto forte, molto intensa. Questo genererà delle problematiche, nel senso che appunto ci sono aziende che faranno delle scelte contenitive rispetto agli investimenti, anche le famiglie, il mutuo, però i mutui sono tornati, ecco, in Europa viceversa i tassi sono quelli di una decina d'anni fa, sono tornati tassi normali. Cosa vuol dire? Vuol dire che oggi un tasso fisso e tasso variabile più o meno partiamo dagli stessi livelli, ma parliamo di fissi che vanno dall'Euribor a un 3,18 più qualcosa di spread, quindi da un 3,75, 4 a un 4,5, 5 del tasso fisso. Certo. Poi bisogna vedere quanto della percentuale legata al valore dell'immobile tu chiedi, fisso, variabile, ovviamente la durata, ma comunque il range dei tassi nei mutui va da un 3,5 a un 4,5. Gli stessi tassi che trovavamo una decina d'anni fa. Insomma. Quindi fare o non fare? Fare, non cambierà molto sostanzialmente. Potrebbe, questo ovviamente la domanda percepibile aumento di tassi impatta su chi compra, impatta su chi realizza, perché i costi di realizzazione degli immobili, ovviamente se tu sei un costruttore che ha bisogno di indebitarsi per fare, ovviamente hai dei costi di gestione più alti rispetto a prima. È altrettanto vero che io dico sempre che il mercato immobiliare, questa è una variabile di breve termine, visto che comunque il rialzo dei tassi che c'è stato non è un rialzo tale da impattare significativamente sul settore. È altrettanto vero che il mercato immobiliare ha dinamiche differenti, residenziale piuttosto che l'industriale o commerciale, stanno prendendo divaricazioni e direzioni completamente diverse. Grande richiesta di immobili ad uso commerciale direzionale, depositi ad esempio, tutto il mondo della logistica, il mondo del welfare che cerca luoghi dove molti imprenditori ci chiedono quale sia la strada da seguire, se fare supermercati o fare case di riposo o centri di cura. Il nostro è una società che sta invecchiando in maniera rapida, siamo un paese anziano, quindi un paese che avrà bisogno di creare infrastrutture per gli anziani, quindi centri di cura, centri di benessere, case di riposo, quindi un welfare ovviamente da presidiare. Purtroppo non è un paese che sta spendendo soldi per scuole, asili e altre cose, quindi sono scelte dettate dalla demografia, insomma non si improvvisa. Paese che vai e scelte diverse. Paese che vai, andiamo in vari paesi, vediamo delle situazioni internazionali che sono un po' inquietanti effettivamente. Queste possono andare a compromettere nell'instabilità la nostra stabilità e quindi non solo economica ma finanziaria?